Allora, il progetto che ha coinvolto oltre 3.000 pazienti, 3.300 pazienti nel Veneto, ha evidenziato che per alcune patologie croniche, per esempio lo scompenso cardiaco, c'è stata una riduzione del numero dei ricoveri, della durata dei ricoveri e della costosità, ovviamente di conseguenza di questo tipo di trattamento dei pazienti. Oltre a questi, che sono numeri, c'è un riscontro importante da parte dei pazienti. Ne abbiamo raccolto alcune interviste presentate oggi durante il convegno che hanno usato termini come sicurezza, protezione. Finanche una signora novantenne ha parlato anche di felicità nel momento in cui si sente così accudita. I progetti europei rappresentano una strategia fondamentale per stabilizzare gli standard tecnologici e organizzativi del Veneto rispetto a quello che avviene nel resto dell'Unione Europea, consente di avere un rapporto col mercato che è più solido perché si sta parlando di numeri molto più grandi e tenete presente che Arsenal dal 2008 ad oggi ha raccolto oltre 25 milioni di fundraising e ogni euro investito dalle singole USL ha comportato un ritorno economico solo finanziario di 5,37 euro, per non parlare del ritorno in termini di servizi, del ritorno in termini di conoscenza e di nuovi modelli organizzativi. Affidare al Consorzio Arsenal vuol dire affidare all'insieme delle aziende, quindi è stato definito questo progetto così importante da parte della Regione, le aziende hanno colto con grande partecipazione questa opportunità e il Consorzio è lo strumento operativo delle aziende per sviluppare questo progetto. È un progetto che si completerà nel 2015, consentendo la completa dematerializzazione dei dati sanitari. Il primo step, che sarà particolarmente percepito già nel 2014, è la dematerializzazione delle ricette rosse, che sarà una piccola rivoluzione all'interno dell'organizzazione sanitaria.